telespettatori, finalmente la bellissima rubrica dell'indovinello. Ciao da Alberto e ciao anche da Antonia. Allora, innanzitutto dobbiamo dire qual era l'indovinello della puntata scorsa. L'indovinello della puntata scorsa parlava praticamente di un oggetto misterioso che noi vi abbiamo fatto vedere in sovraimpressione, dove praticamente era deformato in maniera tale da non riconoscere facilmente e voi dovevate indovinare praticamente quale fosse questo oggetto che noi facevamo vedere. Poteva somigliare, non so, a un animale, come poteva somigliare a qualche oggetto, un frutto, non so, una qualsiasi cosa, deformata in maniera tale appunto da farvi confondere. Ora naturalmente dobbiamo dire i messaggi che ci hanno inviato per quanto riguarda l'oggetto misterioso. Abbiamo ricevuto parecchi messaggi. Sì, molti. E moltissimi praticamente sono stati senza nominativo e neanche provenienza. Io vi ricordo, amici telespettatori, che se voi dovete mandare un SMS dovete scrivere il nome e la provenienza, perché sennò noi non possiamo assolutamente prendere in considerazione questi SMS. Verranno praticamente nulli. Verranno cestinati, non solo, e non li possiamo neanche premiare, perché se ci sarà stato qualche SMS vittorioso che avrà indovinato magari quale sia stato l'oggetto misterioso, noi, essendo che non c'è né nominativo né neanche provenienza, non lo possiamo premiare. Per cui per una prossima volta nominativo e provenienza, giusto? Mi raccomando. Ok, allora passiamo ai messaggi. Ai messaggi ricevuti. Il primo è stato quello di Maurizio da Trapani, dove c'è scritto che vedeva un formichiere. Maurizio da Trapani, un formichiere, poteva anche essere, perché devo dire che la forma praticamente dell'oggetto così allungata e così diciamo a punta poteva far pensare che fosse un formichiere, ma purtroppo devo dire che Maurizio non ha indovinato. No. Per cui andiamo avanti. Giacomo da Trapani aveva visto un faro. Giacomo da Trapani, un faro, completamente non c'entrava niente, no. Però capace che Giacomo da Trapani, non so, ha visto, ha intravisto nella sua ottica magari che potesse somigliare a un faro, però purtroppo, ripeto, non era neanche questo. Andiamo avanti. Salvatore Silvano da Campobello di Mazzara aveva visto un peperoncino. Un peperoncino, appunto, il peperoncino sì, ci poteva somigliare, però devo dire per Salvatore Silvano che non era neanche questo. No, come Angelo e Mariella da Trapani che avevano visto un viso. Angelo e Mariella da Trapani, grandissimi nostri fan, che saluto con un grosso abbraccio e soprattutto un grosso bacione. Li devo ringraziare perché sono praticamente fan accaniti. Ma purtroppo devo dire anche a loro che hanno sbagliato, perché non è un viso. Andiamo avanti. Francesca da Trapani aveva intravisto un canguro. Francesca da Trapani, un canguro, e invece devo dire anche a Francesca che non ha indovinato neanche lei. Purtroppo no. Rosi e Giacomo da Trapani avevano intravisto una pera. Rosi e Giacomo da Trapani una pera, e devo dire che anche loro hanno sbagliato perché non era questo. Da Mazzara del Vallo Elisa ci scrive che era il corno. Il corno, Elisa da Mazzara del Vallo, ma purtroppo, cara Elisa, hai sbagliato anche tu perché non era il corno. Per cui andiamo avanti e leggiamo l'altro. Con Roberto da Marsala che ci scrive una tazzina da caffè. Roberto da Marsala, tazzina da caffè, anche se poi credo che l'oggetto a tutto poteva somigliare, ma non a una tazzina di caffè, perché, caro Roberto, il manico non lo vedevo, giusto? Sì. Per cui andiamo avanti. Allora, da Trapani Rino ci scrive che aveva visto un viso. Un naso. Rino da Trapani. Sì. Il naso, ma purtroppo, caro Rino da Trapani, non è neanche il naso. Andiamo avanti e leggiamo quello di Mazzara del Vallo. Angelo ci scrive ciglio. Ciglio, Angelo da Mazzara del Vallo, ma devo dire purtroppo per Angelo da Mazzara del Vallo non è neanche ciglio, per cui ha sbagliato anche lui. Sempre da Mazzara del Vallo, Rosalba che ci scrive una cicogna. Cicogna, questa era Rosalba da Mazzara del Vallo. Devo dire che forse realmente Rosalba aveva visto bene. Esatto, perché quasi non quasi aveva indovinato, ma purtroppo non proprio al 100%, per cui dobbiamo cestinare anche quello di Rosalba. Per poi passare a da Trapani, Giussi, e da Mazzara del Vallo, Angelo e Rita ci scrivono che avevano visto un cigno. Cigno, e in effetti l'oggetto misterioso di quella settimana era il cigno. Esatto, per cui c'è stata questa settimana un vincitore, o per meglio dire una vincitrice. Una vincitrice. Perché? Perché praticamente la prima a mandarci l'SMS esatto è stata Giussi da Trapani, che con il suo SMS praticamente ci ha scritto la parola chiave, e cioè sarebbe a dire che cos'era l'oggetto misterioso, ossia un cigno. È stata velocissima. Sì, velocissima, è stata proprio la prima di tutte. Mi dispiace per Angelo e Rita da Mazzara del Vallo che diciamo sono arrivati in ritardo, ma purtroppo
saranno fortunati una prossima volta. Ora naturalmente, amici telespettatori, vi faremo vedere la consegna dei premi a Giusy da Trapani, per cui ci vediamo fra un po', per cui non muovetevi, ok? Non muovetevi. Ok. Ed eccoci qui, amici telespettatori, sono con Giusy, la vincitrice dell'indovinello, praticamente l'oggetto misterioso, ossia il cigno. Ciao Giusy. Buonasera. Allora Giusy, tu sei di Trapani. Sì. Dimmi Giusy, com'è che hai indovinato a primo colpo praticamente l'oggetto misterioso, il cigno praticamente? Dal becco, perché a me piacciono molto i cigni e quindi ho pensato subito a questo. Cioè, ma tu praticamente hai indovinato subitissimo, in tempo praticamente che noi abbiamo Sì. fatto vedere l'immagine, anche se era giustamente tutta distorta, tu sei riuscita praticamente... Sì, sì. Sei brava, sì, complimenti, grazie. hai un bel occhio, Grazie. come dire. Va bene Giusy, noi sono venuto qui per consegnarti i premi, abbiamo intanto un buono per 2 pranzi, Sì. offerti dalla ditta Agip Caffè in via Castelvetrano a Mazzara del Vallo. Poi abbiamo un buono per 2 CD musicali a scelta originali, offerti dalla ditta Paolo il Palermitano. Segue un frullatore automatico offerto dalla ditta Bazar in via GB Fardella a Trapani. Per finire un buon omaggio per una cassettina con vino e prosecco, confezione naturalmente natalizia, essendo che siamo sotto le feste, offerto dalla ditta Bourbon Street in via GB Fardella a Trapani. Questi sono i premi e naturalmente per finire il classico portachiavi personalizzato Stranuovo Muri siciliano, che questo ti rimane almeno un bel ricordo di me. Grazie, molto Giusy, io posso dirti complimenti perché sei stata bravissima. Cosa puoi consigliare ai telespettatori che stanno guardando? Allora, vi consiglio soprattutto di guardare Stranamore siciliano e di mandare molti SMS. Perché si vince. Esatto, si vince. Ok, tanti saluti amici telespettatori da me e anche da Giusy da Trapani. Ciao! Buonasera. Ed eccoci qui, ci siamo visti la consegna dei premi a Giusy da Trapani. Devo dire che Giusy è stata simpaticissima, anche perché è stata molto ma molto fortunata, perché ha indovinato al primo colpo, ci ha Al primo azzeccato. colpo, ed è stata velocissima fra le altre cose. Ripetiamo praticamente che cos'è che vince Giusy da Trapani. Allora, Giusy da Trapani vince un buono per 2 pranzi offerti dalla ditta Agip Caffè di via Castelvetrano a Mazzara del Vallo. Esattamente. Una cassettina natalizia con vino e prosecco offerto dalla ditta Bourbon Street di via Fardella a Trapani. Esattamente così, praticamente Giusy nel momento del freddo, del più freddo, prende la cassettina, automaticamente si riscalda. E si riscalda. Va bene, andiamo avanti. Poi un frullatore automatico offerto dalla ditta Bazar, sita in via Fardella a Trapani. Esatto. Poi 2 CD musicale scelta offerti dalla ditta Paolo il Palermitano, Mazzara, Marsala, Trapani. Esattamente, e per finire Un portachiave personalizzato da Stranamuri siciliano. esattamente, che questa è praticamente la cosa più importante, perché almeno gli rimane un ricordo di noi, giusto? E come? Va bene, ma adesso amici telespettatori passiamo all'indovinello nuovo, ossia l'altro oggetto misterioso, per cui guardate attentamente, occhi aperti, perché in questo momento state vedendo l'oggetto misterioso. Guardatelo bene. Esatto, che cosa può essere? Non voglio pronunciarmi. Esatto, che cosa può essere mai? Un oggetto? Un animale? Non si sa. Una Sarete cosa? voi? Guardate attentamente, fateci caso, perché in questo momento state per decidere quale oggetto potrebbe essere. Tu che dici, Antonia? Secondo te che potrebbe essere? Forse un animale? Ma ci potrebbe somigliare. Ma sarà un animale? Ma non credo, non ne sono tanto sicura. Ma neanche io, guarda. Che cosa potrebbe essere? Guardate attentamente, amici telespettatori, decidete, dopodiché inviate il vostro SMS al numero che state vedendo in sovraimpressione, ossia il 348 03 82 850. Noi siamo qui che aspettiamo i vostri SMS, perché non vediamo l'ora di premiarvi, ok? E adesso vi diremo quali sono i premi per l'oggetto misterioso di questa settimana. Vai Antonia. Allora, un zerbino offerto dalla ditta Arte Persiani in via Fardella, Trapani. Poi un taglio di capelli piega femminile offerta dalla ditta Team Parrucchieri di Alestra Salvatore, sita in via Fardella, sempre Trapani. Un ciondolino a cuore con strass offerti dalla ditta Yamamai di via Fardella a Trapani. Una collana di filo di perle offerta dalla ditta Estro in via Fardella a Trapani e un pupazzo Winnie the Pooh offerti dalla ditta Mondo Bimbo in via Fardella a Trapani. In più
non poteva mancare Esatto. un portachiave personalizzato. Strano amore siciliano, esattamente. Questi sono intanto i premi per chi indovinerà Indovinello. esatto, l'oggetto misterioso. Ma naturalmente se voi non indovinerete questa settimana i premi saliranno. Per cui amici telespettatori guardate bene. E seguiteci. Esatto, ma soprattutto oltre a guardare bene, siate convinti di quello che dovete scrivere e mandateci le sms. Giusto, Inviateci Antonia? tante sms. Esatto, noi siamo qui che aspettiamo i vostri sms perché non vediamo l'ora di appunto di premiarvi, ok? Per la rubrica dell'indovinello Alberto vi saluta e vi saluta anche. Anche Antonia. Ok, a dopo, ciao. Ciao. Oh yeah.